Bentornati nella mia cucina, amici del canale. Siamo arrivati a dicembre, quindi adesso dobbiamo pensare a cosa preparare durante il periodo delle feste, la notte di Natale, la notte di Capodanno, quindi i vari cenoni. Quindi io vi voglio proporre qualcosa che si mangia nella trapanese, la notte di Natale o la notte di Capodanno per il cenone. Vi voglio proporre un primo piatto, cioè sono dei ravioli ripieni di ricotta e cotti nel brodo di carne. Questi ravioli sono particolari perché hanno una chiusura a spiga che ci ricorda tanto i cururgiones sardi, e questi ravioli vengono fatti principalmente nella zona del lago Ericino, cioè i paesi che contornano Erice, che prima facevano parte di questo comune, adesso si sono un po' distaccati e quindi hanno questa usanza di fare questo tipo di piatto per la vigilia delle feste. Quindi per fare questi ravioli ci occorreranno per 2 persone 200 g di semola di grano duro, 100 ml di acqua a temperatura ambiente, mezzo chilo circa di ricotta di pecora, del prezzemolo, della noce moscata grattugiata, della cannella, queste servono per aromatizzare la ricotta, e poi la cottura verrà fatta nel brodo di carne vaccino. Anticamente invece veniva fatta con il brodo di gallina o di pecora, perché questi paesi sono dei paesi in cui c'è la pastorizia, quindi si prediligono dei paesi di montagna, di contadini, quindi prediligevano, diciamo, la gallina ai tempi e la pecora. Oggi, ai giorni nostri, si predilige la carne vaccina. Quindi dopo vi farò vedere, dopo che faremo i ravioli, vi farò vedere come farò questo brodo di carne. Allora, come prima cosa andiamo a mettere la nostra farina di semola di grano duro rimacinata sul nostro tavoliere per lavorare, e andiamo a mettere piano piano la nostra acqua e la andiamo lavorando. Ormai sapete che io amo fare la pasta fresca e dai miei video sapete su per giù, se mi seguite, come uso fare la pasta fresca. In Sicilia si usa la semola di grano duro e non la 00 come farina. Quindi andiamo a creare un impasto liscio ed omogeneo. Ecco qui che il mio impasto è pronto dopo averlo lavorato. Vi ricordo sempre di ho detto 100 grammi circa di acqua, perché ce ne può volere qualche grammetto in più, infatti l'ho dovuto aggiungere. Sempre dipende, come vi ho detto sempre nei miei video, dall'umidità delle nostre farine. Non hanno tutti la stessa umidità, quindi a volte richiedono più acqua, a volte un po' meno. Quindi il nostro impasto, vedete qui come si presenta, bello liscio ed omogeneo. Adesso lo avvolgeremo nella pellicola e lo faremo riposare all'incirca mezz'oretta, e poi nel frattempo ci prepariamo la ricotta. Allora, nel frattempo che il nostro impasto sta riposando, andiamo a lavorare la nostra ricotta e ce la andiamo a preparare, così si insaporisce. Quindi ne ho a disposizione mezzo chilo e la vado a schiacciare e a condire. Vi ricordo che è ricotta di pecora perché è più saporita rispetto alla ricotta bovina di mucca, che è meno grassa e quindi meno ricca di gusto. Allora, alla ricotta schiacciata andiamo ad aggiungere il prezzemolo tritato, perché anticamente non venivano messi molti ingredienti nella ricotta, anzi alcuni
proprio la fanno proprio bianca senza proprio niente. Altri aggiungono addirittura la buccia del limone grattugiata, quindi poi da una città all'altra, anche nella stessa provincia, variano gli ingredienti che si aggiungono. Ecco, noi la facciamo così perché così la fanno anche, diciamo, la fa la mia mamma, lo fanno nell'isola di Levanzo, diciamo. È un condimento semplice ma nello stesso tempo anche saporito e gustoso, dato che la ricotta ha già il suo gusto. Quindi andiamo a mettere un po' di cannella. La cannella è sempre una spezia che è presente nelle nostre pietanze siciliane, sia dolci che salate, e andiamo a mettere una grattugiata di noce moscata. Ecco qui, abbiamo insaporito la nostra ricotta, gli diamo ora una bella mescolata e la lasciamo riposare in modo tale che tutti i sapori si amalgamano fra di loro, si sposano fra di loro, e così tra un po' andremo a formare i nostri ravioli. Ci vediamo dopo. Allora, iniziamo a fare il nostro brodo vegetale nel frattempo che il nostro impasto e la nostra ricotta stanno riposando. Parto io con l'acqua fredda perché mi necessita che il brodo, essendo che lo devo mangiare con la pasta, con i ravioli, debba avere tutto il gusto della carne, quindi devo partire necessariamente con l'acqua fredda in modo tale che man mano che si riscalda la carne rilascia tutti i suoi sapori dentro l'acqua, quindi non mi serve che si debbano chiudere subito i pori. Quindi metto anche un pezzo di osso che mi sono fatta dare dal mio macellaio per avere ancora più gusto dentro al mio brodo. Questi sono all'incirca 700 grammi di muscolo, vedete quanto è bello, e lo mettiamo qui. Accendiamo adesso il fornello, mettiamo un po' di sale nell'acqua, poi naturalmente la andremo anche ad assaggiare, e mettiamo le nostre verdure, le classiche del brodo vegetale, quindi mezza cipolla grande, la tagliamo a pezzoni più grandi, poi il brodo lo andremo a filtrare quando andremo a condire i nostri ravioli, una bella costa di sedano, delle patate tagliate in 4. Io sto usando la pentola a pressione per cucinare la carne perché mi velocizza la cottura, perché in 40 minuti circa la carne è pronta, 40-50 minuti circa la carne già è pronta, e poi viene bella tenera. Quindi ora andiamo a mettere la carota. Se non avete la pentola a pressione potete usare una normale pentola, magari ci metterà di più, un'oretta a cucinare il tutto, però verrà ugualmente buono. Quindi tagliamo i nostri pomodorini anche, andiamo a mescolare un po' e andiamo ad aromatizzare con un po' di grani di pepe e un po' di cannella. Mettiamo sempre un pizzichino di cannella anche qui nell'acqua del brodo.
Adesso andiamo a chiudere la nostra pentola con il coperchio. Vedete, deve stare al di sotto della linea che indica il livello dei liquidi. La vado a chiudere e dall'inizio del sibilo conto 45 minuti circa. Vado a vedere, poi la apro facendo uscire il vapore, la apro e vado a vedere se la carne effettivamente è cotta. Se ancora ci vuole un altro po', la richiudo e la faccio andare per altri 5-10 minuti, ma questo lo vedremo dopo. Intanto lo facciamo cuocere e ci vediamo. Allora, la nostra pasta ha riposato, la andiamo a riprendere e andiamo a formare i nostri ravioli. Tagliamo a pezzi, andiamo a coprire la parte che continua a stare sul tavolo, andiamo a lavorare un altro pochino e andiamo a schiacciare. Adesso useremo la nonna papera per fare la sfoglia. Partiremo dal numero 1 e iniziamo ad allargare la nostra sfoglia. Adesso passiamo al 2. Andiamo al 3. E con il 3 ci fermiamo, perché non deve essere troppo fine, perché la ricotta, anche se è stata gocciolata una notte, vi ricordo che la ricotta deve essere ben gocciolata per poterla usare per fare i ravioli, se no rilascia il siero nell'impasto e poi si aprono in cottura. Quindi anche se la ricotta riceve gocciolata è sempre un po' umida, quindi dobbiamo avere l'accortezza di fare una sfoglia non troppo sottile. Allora, adesso faremo il cerchietto. Io non mi trovo il coppapasta di questa misura, quindi uso questa formina, la parte di sotto, per fare il cerchietto. Comunque, se non avete il coppapasta di questa misura, la potete fare benissimo anche con un bicchiere. Ecco qui, vediamo il nostro cerchietto. Qua ne possiamo fare altri. Ecco qui. Intanto andiamo a riempire questo. Andiamo a mettere un po' della nostra ricotta all'interno dell'impasto e adesso vi faccio vedere questa chiusura che in dialetto siciliano si chiama piglia e punci. Allora si fa così e poi si prende uno di qua e uno di qua, 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 uno di qua, uno di qua e uno di qua, e si stringe. E quindi viene la classica spighetta che, come vi dicevo prima, ricorda molto i culurgiones sardi, la chiusura dei culurgiones sardi, ma questa in dialetto siciliano si chiama piglia e punci. E li mettiamo qui, li appoggiamo qui nel nostro tavolo. Adesso li andremo a fare tutti, adesso ve ne faccio vedere un altro. Allora andiamone a fare un altro, così vi faccio vedere, magari vi sfugge qualcosa, così andiamo a mettere così, andiamo a chiudere questo primo lembo e a spingere per dentro, e poi prendiamo questa parte di qua, questa una volta una e una volta l'altra, alternandoli così.
Per questo si chiama piglia e punci, perché poi si stringono e quindi l'ultima parte viene stretta così e viene una bella spighetta. Vedete che sono carine? Adesso, per chi magari non ha tanta manualità e quindi magari non riesce a fare questi qua, vi faccio vedere come fare pure quelli classici. Ecco il mio cerchietto, metto un po' di semola alla base della mia formina e ci appoggio il mio impasto, riempio e vado a chiudere così. Ecco qui, andiamo a stringere i bordi e viene il classico raviolo a mezzaluna. Ecco, per chi la caratteristica è quella di farli in quella maniera, in quella forma, però se non vi riesce li potete fare anche così, sono buoni lo stesso. Quindi adesso li farò tutti e ci vediamo dopo quando avrò finito. Ecco qua i nostri ravioli con chiusura piglia e punci o a spiga, belli e pronti, vedete? Ne sono venuti con 200 g di semola di grano duro rimacinata, ne sono venuti 18. Se per Natale li volete fare con largo anticipo, perché si sa durante il periodo natalizio ci sono 1000 cose da cucinare, questi li potete fare anche in anticipo, li mettete su un vassoietto così insemolati e li mettete nel freezer. Appena si induriscono li infilate dentro un sacchetto gelo e li conservate nel freezer fino all'utilizzo. Poi li andate a mettere nel brodo caldo senza farli scongelare prima, così per come sono congelati li andate a calare dentro il brodo di carne e vi ritrovate un piatto fatto in anticipo, quindi dovete fare soltanto il brodo di carne al momento, ma questo lavoro che è un po' più lungo ve lo anticipate per qualche giorno prima e siete a posto. Questo è un mio consiglio. Adesso andiamo a controllare la nostra carne, vedete ho tolto il coperchio ed è perfettamente cotta, 40 minuti, vedete quando si infilza tranquillamente con la forchetta e ne esce pure con facilità, va bene come cottura. Adesso andiamo a filtrare il nostro brodo e poi allora andiamo a togliere la nostra carne dal nostro brodo e la mettiamo da parte in un altro contenitore e andiamo a togliere le nostre verdurine che avevamo messo. Quindi andiamo a togliere l'osso che poi butteremo, vedremo se c'è qualcosa da spolpare. Mettiamo qui. Tutte le verdure. Allora abbiamo tolto la carne, abbiamo tolto le verdure, l'acqua bolle, il nostro brodo bolle, quindi andiamo a mettere i nostri ravioli a spiga dentro il nostro brodo. Li faremo cucinare 5-6 minuti al massimo e poi li andremo ad impiattare. Allora sono passati 6 minuti all'incirca e vado ad uscire dalla mia pentola i miei ravioli, vedete sono rimasti integri, non si sono aperti, quindi stiamo facendo già l'impiattamento e tra un po' li assaggeremo. A dopo. Ed ecco qui i nostri ravioli a spiga o piglie e punci, chiusura piglie e punci, e ricine col brodo di carne e qui abbiamo la nostra carne bollita, il nostro bollito che abbiamo arricchito con un po' di glassa.
di sopra. Adesso andremo all'assaggio e vediamo come sono venuti. Allora andiamo ad assaggiare questi ravioli. Andiamo a tagliare con la forchetta quella del pieno, con la ricotta. Buonissimi, ottimi. Io ho messo anche una spolverata di parmigiano sopra, quindi il formaggio sopra alla pasta in brodo ci sta, al brodo di carne. E questa è la nostra carne. Non l'assaggio perché è buonissima sicuramente, dato che il brodo è venuto ottimo. Quindi questo è un mio consiglio per queste feste. Se volete fare qualcosa di più carino ed originale, fate questi raviolini con chiusura a spiga, siciliani e ricini per l'esattezza, trapanesi, facendoli con largo anticipo. Come vi ho detto prima, non c'è bisogno di affrettarvi a farli il giorno stesso perché c'è tante cose da fare durante le feste, ma si possono fare con largo anticipo, si mettono in freezer e poi si cucinano al momento. Quindi iniziamo così a inaugurare questo periodo natalizio con questa bontà e vi aspetto per le altre ricette, soprattutto natalizie. Alla prossima, ciao a tutti!